stato lo sceriffo della Lega Giancarlo Gentilini, storico sindaco di Treviso e trascinatore del Carroccio, aveva 95 anni. Ieri il ricovero per il peggioramento delle sue condizioni, nel pomeriggio la morte. Il leone è andato avanti, le parole di Mario Conte. L'omicidio-suicidio di Lamon, la procura di Belluno conferirà domani l'incarico per le autopsie sui corpi delle due vittime. Gli esami già nel pomeriggio per gli inquirenti, tragedia impossibile da prevedere. La Procura di Verona indaga su una presunta aggressione subita da una 19enne che ha denunciato di essersi risvegliato in un campo con ferite e vestiti strappati dopo una serata trascorsa in un locale. Recuperato in un fiume a Imola il corpo del 34enne Daniele Mocellin, era scomparso dal Tivoli il 2 aprile, la sua presenza segnalata nella Bolognese, poi più nulla. Film lite tra giovani, insegnante aggredita a Padova, la polizia ha espulso uno dei ragazzi stranieri protagonista della violenza. Treviso, 37enne viola intenzionalmente il divieto di avvicinarsi ai suoi ex datori di lavoro per essere arrestato, non sopportava più la convivenza con la madre. Tragedia di Valdagno, sabato mattina l'ultimo saluto a Leone e Francesco Nardon, bandiera mezzasta e lutto cittadino, diramata intanto una nuova allerta meteo. A Ponte San Nicolò nel Padovano è bufera per la decisione del sindaco di ridurre gli eventi del 25 aprile per il lutto nazionale per la morte del Papa. Il primo cittadino parla di polemiche inutili. Sabato i funerali di Papa Francesco, tra il 5 e il 10 maggio il conclave. Tra i cardinali più papabili c'è il segretario di Stato Pietro Parolin. Noi siamo andati a Schiavon, suo paese d'origine. Quindi la morte di Giancarlo Gentilini in apertura di questa edizione veneta dei nostri telegiornali. Siamo in diretta dalle 18 in verità per raccontarvi di questo lutto che coinvolge la città di Treviso, ma non solo la città di Treviso, l'intera Marca trevigiana e il Veneto. Aveva 95 anni Giancarlo Gentilini, già sindaco di Treviso ed esponente storico del Carroccio. Ieri il ricovero per il peggioramento delle sue condizioni, il decesso appunto nel pomeriggio. Il leone è andato avanti, le parole di Mario Conte che riesco a farvi sentire e vedere in questa video dichiarazione. Oggi pomeriggio il grande Giancarlo Gentilini purtroppo è andato avanti, come dicono i nostri alpini e l'alpino Giancarlo Gentilini, una persona straordinaria che ha dato tantissimo alla città di Treviso, ai cittadini, ha insegnato e ha fatto crescere generazioni anche di amministratori come il sottoscritto, e quindi non posso che ringraziarlo per l'uomo che è stato, per quello che ha fatto e per i valori che ha saputo trasmettere. Da qui dobbiamo ripartire, proprio da quegli insegnamenti di amore, di passione, di onestà e di fiducia che lui ha riversato quotidianamente e senza risparmiarsi nei confronti dei trevigiani e della politica locale. Quindi grazie a Giancarlo Gentilini, grande uomo, grande alpino, grande padre, grande sindaco e oggi soprattutto per noi un grande punto di riferimento. Quindi ci stringiamo attorno al dolore della famiglia, alla moglie Maria, ai figli Antonio e Stefano e davvero sentite condoglianze a tutti per un uomo che ha cambiato il destino della città di Treviso e ha cambiato la figura del sindaco in Italia. C'è l'addio commosso del presidente Luca Zaia che ricorda Gentilini come un grande pubblico amministratore che ha cambiato il rapporto tra istituzioni e cittadini. Nel 1993 con lui iniziò la galoppata della Lega, tante chiaramente le attestazioni di cordoglio di questi minuti di cui chiaramente vi daremo conto nel corso dei nostri telegiornali. La cronaca ci porta sull'altopiano di Lamon per gli sviluppi dell'omicidio-suicidio di Oltra. Ci sono chiaramente degli aggiornamenti riguardano le autopsie. La notizia della denuncia presentata dall'ex moglie è stata un accelerante in un clima di crescente tensione familiare. Impossibile prevedere come si sarebbe evoluta la giornata. Lo afferma la procuratrice reggente di Belluno, Roberta Gallego, che sta affiancando il PM Claudio Fabris nelle indagini sull'omicidio-suicidio di martedì a Oltra di Lamon. La procura è pronta a conferire l'incarico per le autopsie che saranno eseguite nelle prossime ore. L'esito degli accertamenti medico-legali forniranno elementi utili ad inquadrare la tragedia accaduta martedì fra le
le 17:30 e le 18 in una camera al primo piano di Casa Gaio. I particolari emersi fin qui sono raccapriccianti. Vladislav Gaio avrebbe ucciso il figlio Riccardo di 17 anni per una sorta di vendetta nei confronti dell'ex moglie che poche ore prima si era rivolta ai carabinieri per denunciarlo. Un'onta intollerabile per il 49enne che ha impugnato un coltello e ha infierito con ferocia sul ragazzo, infliggendogli la morte con 2 colpi partiti da una pistola da macellazione. L'uomo ha poi rivolto la medesima arma contro se stesso, uccidendosi. In casa, nella frazione di Oltre, in quel momento padre e figlio erano da soli. Non c'era la figlia più piccola, a cui però il destino ha riservato di scoprire poco dopo i 2 cadaveri. Inutili, come si sa, i soccorsi, pur tempestivi. Un epilogo tragico, inimmaginabile, anche se pare che in quella casa i conflitti familiari fossero ordinari, specie dopo la separazione dei 2 coniugi che da 3 anni condividevano lo stesso tetto. Il sostegno economico arrivava principalmente dal lavoro stabile della donna, saltuaria l'occupazione del 49enne, fino a un mese fa operaio alla Metalba nella sede di Bassano del Grappa. Riccardo, dopo aver concluso le scuole dell'obbligo, si era iscritto a un istituto superiore a Fiera di Primiero che aveva deciso di abbandonare anzitempo. Fortissimo il suo legame con la madre e la sorella, quasi adolescente. Entrambe da martedì sono trattenute in ospedale dove stanno ricevendo cure e sostegno psicologico. Alla Mon, in segno di lutto, sono state rinviate tutte le occasioni di svago in calendario nel prossimo lungo weekend. La Procura della Repubblica di Verona indaga su una presunta aggressione subita da una 19enne che ha denunciato di essersi risvegliata in un campo in stato confusionale, con ferite e i vestiti strappati dopo una serata trascorsa in un locale della zona industriale di Arbizzano, frazione di Negrara. L'episodio la notte tra Pasqua e Pasquetta, la ragazza è uscita verso le 3:30 dal locale e dopo circa un'ora si è risvegliata sul campo di fronte piena di graffi e ferite con i vestiti strappati. La giovane al momento non ricorderebbe nulla tranne la sagoma di 3 persone e una macchina bianca che si allontanava. L'ipotesi più verosimile è che la ragazza possa essere stata drogata a sua insaputa con un drink che stava bevendo. La cronaca ci porta a Crespano di Pieve del Grappa per un gravissimo incidente stradale. Versa in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso un ragazzo di 21 anni residente a Possagno, rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo via Pancrazio a Crespano di Pieve del Grappa. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto Ducati procedendo verso nord quando in piena curva si è scontrato contro un fuoristrada al cui volante si trovava un uomo di 73 anni che proveniva dall'opposto senso di marcia. Il conducente dell'auto non è riuscito a evitare l'impatto, il 21enne è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Distrutta, come si può vedere dalle immagini, la moto, sul posto immediato l'arrivo di automedica e ambulanza del SUEM 118. I sanitari si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno allertato l'eliambulanza. Il ferito è stato intubato e portato all'ospedale di Treviso, illeso anche se sotto shock il conducente del fuoristrada. Pesanti rallentamenti al traffico lungo via Pancrazio, rimasta bloccata per diverso tempo prima di terminare i rilievi, rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la strada. E un altro incidente stradale è avvenuto poco dopo a Fonte, dove una moto ha investito un pedone. Entrambi sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non seria, e trasportati al nosocomio di Castelfranco Veneto. E sono terminate tragicamente le ricerche delle 2 persone scomparse nel nulla dalla Marca trevigiana. Si tratta di Daniele Mocellin, 34 anni, di Altivole, e Antonio Stripoli di Cairano San Marco. Si era allontanato dalla sua abitazione ad Altivolo lo scorso 2 aprile. Di lui poi si erano perse le tracce. L'auto era stata ritrovata a Castelfranco, parcheggiata e chiusa a chiave. Daniele Mocellin, 34 anni, è stato trovato privo di vita. Il corpo, recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Santerno a Imola. A dare l'allarme un passante che ha subito allertato i soccorsi e i carabinieri. Al momento non vi sarebbero indizi legati ad una colluttazione con un'altra persona, ma la Procura di Bologna ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. Per ora nessuna ipotesi viene scartata. Dopo la scomparsa l'uomo era stato avvistato a Bologna, poi più nulla fino al tragico ritrovamento. La famiglia si era rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto, che aveva lanciato un appello. La mamma e la sorella pensavano potesse essere andato fino a Roma per salutare Papa Francesco, un'ipotesi legata al suo legame con la religione. L'uomo lascia 4 figli.
Epilogo tragico anche per la scomparsa di Antonio Strippoli, 75 anni, di Cairano San Marco, che si era allontanato dalla sua abitazione. Era uscito con la sua bici per fare il consueto giro, ma a casa non è più tornato. Ad aiutare le ricerche numerosi messaggi postati sui social, ma del 75enne non si era più saputo nulla fino al ritrovamento del corpo in un bosco di Via Rive a Montebelluna. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale cittadino. La procura ha già firmato il nulla osta per le esequie che si svolgeranno nei prossimi giorni. C'è una nuova ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore sulla nostra regione. Da stasera infatti il tempo sarà instabile con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco nel corso della notte e del primo mattino di domani. Precipitazioni che tenderanno a interessare maggiormente i settori centro-orientali della regione per poi diradarsi ed esaurirsi. Non sono esclusi forti temporali con piogge abbondanti. Sulla base di queste previsioni meteo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idraulica valido fino alle 14 di domani. È stata dichiarata la fase operativa di preallarme, quindi arancione, riferita al tratto regionale del fiume Po, dove è in atto un evento di piena. Così dunque sul fronte del maltempo. E a proposito di maltempo, ritorniamo al maltempo di una settimana fa, alla tragedia di Valdagno. Sarà sabato il giorno del lutto in cui la comunità valdagnese si stringerà attorno alla famiglia di Leone e Francesco Nardon, 64 e 21 anni, padre e figlio rimasti vittime del parziale crollo del Ponte dei Nori nella notte di giovedì 17 aprile che li ha ingoiati mentre viaggiavano a bordo della loro auto. Il nulla osta per le esequie è arrivato al termine dell'autopsia disposta dalla Procura di Vicenza sui due corpi. Francesco, secondo quanto emerso, sarebbe morto per annegamento, mentre il padre Leone avrebbe perso la vita a seguito dei traumi riportati. La procura indaga per omicidio colposo plurimo. Si svolgeranno sabato mattina alle 10 alla chiesa di San Clemente che vedete alle mie spalle i funerali di Leone e Francesco Nardon. È tutta la comunità a piangere la loro scomparsa, una tragedia che ha lasciato tutti sotto shock e per la quale il sindaco ha già proclamato il lutto cittadino. Le salme arriveranno al Duomo alle 9:30, ci sarà un momento di preghiera e testimonianza e la cerimonia funebre inizierà alle 10. Per l'intera giornata le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta, decisione che, si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco, nasce per manifestare il cordoglio della città di Valdagno per questa grave perdita ed esprimere vicinanza alla famiglia in considerazione del comune sentimento di commozione che ha toccato tutta la comunità valdagnese. L'amministrazione comunale conferma la sua vicinanza alla famiglia e, come annunciato, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato. Durante il periodo delle esequie, cioè tra le 9 e le 13 di sabato, invitiamo tutti i cittadini e le associazioni a esprimere cordoglio ai familiari nelle forme che ritengono più opportune. E per la sera del 25 è prevista una veglia di preghiera nel Duomo di San Clemente in ricordo di Leone e Francesco, padre e figlio accomunati da un tragico destino. Aggressione, shock a Padova, vittima un insegnante. La sua colpa, se di colpa possiamo parlare, è quella di aver fotografato un gruppo di giovani che litigavano dentro un cortile della scuola media dove insegna. Una professoressa è stata aggredita da un gruppo di violenti che erano entrati nel parcheggio dell'istituto Briosco dell'Arcella. La docente aveva notato il gruppetto di nordafricani mentre litigava animatamente. Presenze estranee alla scuola, per questo aveva il cellulare acceso mentre cercava di dividerli. Uno di loro però l'ha spinta a terra e le ha strappato il telefono gettandolo. Poi è scappato. L'insegnante ha allertato la polizia e esporto denuncia. Grazie alla sua descrizione la pattuglia ha rintracciato poco lontano un giovane che corrispondeva alle descrizioni della testimone. Un 18enne tunisino già denunciato a febbraio perché armato di coltello e con un gruppo aveva aggredito un cittadino albanese. Il 18enne, risultato irregolare sul territorio, è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. L'episodio però preoccupa i genitori della scuola media. La cosa ci preoccupa tantissimo, siamo tutti quanti allarmati. La cosa grave è che il cancello fosse aperto e quindi ci fosse la possibilità di entrare liberamente. Un plauso va all'insegnante che si è chiaramente prontamente
schierata per fermare queste persone, però non deve succedere, è una cosa che non deve accadere. Io sono sicura che il dirigente prenderà provvedimenti perché si è dimostrato essere una persona molto disponibile, quindi auspico che venga chiuso questo cancello e possibilmente venga dotato anche di telecamere. Da vicepresidente della Consulta, Rossella Salvanni invita poi i residenti dell'Arcella a segnalare presenze pericolose in quartiere nella chat di controllo del vicinato. È successo giusto a me l'altro giorno, sono stata diciamo quasi seguita da dei ragazzi nordafricani e sinceramente alle 8 di sera, quindi alle 20, non in orario tardo, essere seguita da 3 individui mi ha preoccupato, tanto più che appunto ho 2 ragazzi in età adolescenziale. Il lutto della Lega, non solo della Lega di Treviso, della Marca, del Veneto, per la morte di Giancarlo Gentilini. Vi faccio sentire una breve dichiarazione dell'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Grazie Giancarlo per la tua passione, il tuo coraggio, la tua coerenza. Valori rarissimi in politica. Grazie davvero, di cuore. Fa buon viaggio, sceriffo. Ci sono poi tante altre reazioni, vi farò sentire fra poco quella di Luca Zaia, il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon. Stiamo tentando di contattare anche Alberto Stefani, segretario regionale della Lega. Nicola Finco, sindaco di Bassano, oggi ci hai lasciati a Giancarlo, una figura che ha segnato un'epoca in Lega e nella città di Treviso. Tu per tanti eri semplicemente il sindaco, per altri è il sceriffo, questo dice Nicola Finco, sindaco di Bassano. Ritorniamo alla cronaca. Un 37enne arrestato per aver violato intenzionalmente il divieto di avvicinarsi ai suoi ex datori di lavoro, con una motivazione tra l'altro molto particolare. Non voglio più vivere con mia mamma, questo è il motivo che ha spinto un uomo a violare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai suoi ex datori di lavoro, padre e figlio di 74 e 38 anni. Il 37enne è stato arrestato dalla polizia. È accaduto lo scorso fine settimana. L'uomo era stato condannato per stalking in primo grado con l'obbligo di non avvicinarsi alle vittime, ma stanco della convivenza con il genitore ha preferito il carcere. Così per lui sono scattate le manette. Venerdì scorso la sala operativa della questura ha registrato l'ingresso del 37enne all'interno della zona di tutela delle vittime. Immediatamente è stata inviata una volante sul posto. Gli agenti intervenuti si sono trovati di fronte all'uomo con tanto di zaino e valigia a seguito. La motivazione della violazione volontaria ha lasciato senza parole gli agenti. Il 37enne non ce la faceva più a stare in casa con la mamma perché la convivenza era diventata sempre più difficile. Così si è preparato la valigia sperando nell'arresto, che è arrivato in flagranza di reato. Arresto poi convalidato dall'autorità giudiziaria nella mattinata di sabato. Giancarlo Gentilini, c'è il cordoglio di Matteo Salvini. Addio a Giancarlo Gentilini, un grande sindaco, un grande alpino, un grande veneto, un grande leghista. Questo il ricordo postato da Matteo Salvini pochi minuti fa sui social. Noi stiamo stravolgendo la nostra programmazione, dovevamo portarvi a Ponte San Nicolò per le polemiche feroci sul 25 aprile, poi parlare chiaramente anche della morte di Papa Francesco e di Pietro Parolin, che come sapete è dato tra i papabili. Lo faremo chiaramente nel corso delle prossime edizioni. Chiaramente noi rimaniamo su questo cordoglio, sul lutto di Treviso, non solo per la morte di Gentilini. Qualche minuto di pubblicità, poi rientriamo con le notizie da Venezia fra poco.